entrano in campo e fanno in questo momento dietro di gara Simone Di Filippo e Mattia Bassetto, sezione di Treviso, futsal Trissino e calcio 2000. L'ultima sfida di questa 2 giorni in paio, la vedete lì in mezzo, la Coppa Veneto di Serie D. Sciala e Fongaro, si parte. Parte Feltre, viene servito ora da Fongaro. Feltre fa sedere Cagliaro, Feltre aspetta il momento di compagno, mette il pallone sulla corner che si spegne a fondo campo. Lazzaro intanto riparte, si va a vedere la corrente. Rossato che riceve il pallone, Rossato ancora con alta la pressione ora al Gari, sarà perso, recupera il calcio 2000 con Del Lago, il tiro di Stoic per la squadra del presidente Diego Ferrari, scarico dito per Meggiolaro che elude Fongaro. Meggiolaro la puntata appunto qui alla Belbotti Arena, vediamo se riuscirà a vincere. Palla per Cenzato, la girata dopo lo schema dell'altro movimento di compagni, recupera, cioè riceve Sciala sul fondo, trova la risposta di Cagliaro. Meggiolaro recupera il pallone, uscita Stoic, va sul fondo Meggiolaro per Stoic che imbuca verso Fongaro che chiude il triangolo per Stoic, palla in mezzo, respinta poi Fongaro. Per Milano recuperata la linea Dari che gira a destra per Rossato l'apertura sul secondo palo per Futsal Trissino, Dari imbucata lunga per Lazzaro che arretra con la scuola, poi si gira, trova la formazione del calcio 2000 che esce ora con Sciala Fotlin, il tiro in corsa che Cenzato di rientrare in campo assieme a Scesci, palla per Feltre che spara un destro, ci mette la mano, felice fin qui della gara che hanno offerto i suoi ragazzi. Qui va via bene Franzana in tiro, palla per Cagliaro che muove verso Rossato, Arlun Idari la prolunga bene per Rossato che gira verso Scesci il sinistro, Berno la respinge, poi l'incrocio pieno di Scesci con l'azione comunque, quindi ancora possesso. Calcio 2000 già battuto per Franzano, il tiro e la rete nel vantaggio del numero 4 del calcio 2000 Antonio Franzano. C'è il cartellino rosso intanto per Arlun Idari, un pallone che è uscito, ci sono le proteste della formazione trissinese, palla per Franzanna che ha trovato il tiro preciso, espulso intanto. Allora la formazione di Mister Champong, Stoic per Olarte sul secondo palo, capisce tutto il quadro, il pallone con Del Lago che prende il Trissino e firma il 2-0, il capitano Alessandro Del Lago al 30° minuto va a firmare il bis del calcio 2000, una rete che sicuramente metterà i titoli di coda a questa sfida. Intanto può rientrare anche il quinto giocatore per il Trissino con Mister Fracca che manda in campo Meggiolaro. 2 gol, entrambi però con non poche proteste. Il pallone tra le mani, lo rilancia lungo Meggiolaro, poi resta la pallone lì, poi il palo anche colpito dal visto. Poi è successo, palla per Lazzari che lascia per Rossato che va a calciare la Peretto, palla per Lazzari si accentra e ancora Berno per Rossato che va sul fondo verso Lazzari, un pallone in mezzo con ancora Berno 34-40, palla per Rossato, Lazzari, il tiro solo Trissino con il direttore di gara che fischia 3 volte e manda e dà in là la festa del calcio 2000 che arrivava qui magari con i spavori del pronostico. Mister Champong riconfermatissimo, è noto ovviamente di Freddy e degli amici del Queen, il calcio 2000 campione Veneto Coppa Serie D.